Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata del futuro dell'abitare, super bonus 110%, l'edilizia al centro. Ne approfittiamo subito in apertura per rinnovare gli auguri di buon anno, di buon 2022 ai nostri telespettatori. Nella puntata dello scorso anno, ed è proprio il caso di dirlo, ci eravamo soffermati sul super bonus sisma acquisti. In questa puntata invece ci soffermiamo anche sul bonus sisma ordinario. Lo facciamo con i nostri ospiti, il presidente di ANCE Verona Carlo Trestini, buonasera. Buonasera e buon anno a tutti. E il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Andrea Falsirollo, buonasera ingegnere. Buonasera e buon anno anche a voi. Presidente Trestini, delineiamo le differenze tra i due bonus, il super sisma bonus diciamo acquisti e invece in questo caso il sisma, il bonus ordinario. Allora, sono due bonus che portano al miglioramento sismico e all'adeguamento sismico degli edifici, ma mentre nel primo caso avevamo proprio super sisma bonus acquisti, perché viene dato il bonus proprio alla persona che acquista un fabbricato da un'impresa che ha dovuto demolire e ricostruire l'intero fabbricato. Nel secondo caso invece sono interventi che vengono fatti sulle esistenti, sul miglioramento in caso di ristrutturazione, può essere fatto dalle persone fisiche proprietarie, da imprese o da altri. Sono sempre miglioramenti sismici molto importanti per i nostri fabbricati, per il nostro patrimonio edilizio, ma come ho detto il primo riguarda le compravendite di fabbricati edificati da imprese con la demolizione e ricostruzione, il secondo va nel miglioramento sismico dei fabbricati esistenti. Presidente, quanto c'è da migliorare nel nostro patrimonio edilizio dal punto di vista sismico? Si parla sempre, no, dell'aspetto energetico, ma anche dal punto di vista dell'adeguamento sismico sarebbe molto da fare. Dal punto di vista dell'adeguamento sismico molto da fare. Noi pensiamo che fino al 1980 non avevamo una normativa sismica adeguata e nel 1980 abbiamo avuto le prime normative sismiche che sono andate a migliorare. Dunque pensiamo cosa è stato edificato, tutti i fabbricati edificati nel primo dopoguerra, negli anni 70, all'inizio degli anni 80, oggi si trovano a non essere adeguati dal punto di vista sismico, e in un territorio come quello italiano a grave rischio sismico capiamo l'importanza di questi interventi, l'importanza di questa norma. Interventi, Presidente Falsirollo, che alcuni obiettano che per esempio nei centri storici sono difficili da realizzare. Chi obietta sì, ha dei motivi per obiettare, non è così facile capire la situazione, soprattutto perché la normativa non è stata così chiara. Allora, prima di tutto facciamo una premessa, che fino a marzo di quest'anno il Veneto non era tutto classificato a zona sismica, ci sono 4 classi, ci sono 4 zone. La zona 4 era quella esclusa dal sisma bonus, quindi chi voleva usare il super sisma bonus o il sisma bonus in zona 4 non poteva. Da marzo, dopo che era successo il sisma anche qua nella Bassa Veronese, che aveva colpito delle zone in zona 4, diciamo, aveva confermato quello che era una nostra tesi che avevamo sottoposto anche al Consiglio regionale, che bisognava adeguare le classi e la zonazione sismica della Regione Veneto, e qui ringrazio la vicepresidente Di Berti perché ha dato una spinta propulsiva al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi da marzo sostanzialmente tutto il Veneto può usufruire del super bonus, cioè tutte le case del Veneto possono rientrare al super bonus. Perché c'è questa incertezza legata all'ottenimento del super bonus? Perché l'Emilia Romagna, l'Agenzia delle Entrate della Regione Emilia Romagna aveva emesso una nota dove diceva che nei centri storici principalmente gli interventi andavano fatti su tutto il complesso strutturale, quindi sappiamo che i centri storici non sono fatti da case singole ma sono dei complessi, quindi sostanzialmente una persona che voleva operare sul proprio edificio doveva far sì di convincere tutto il complesso. Questo evidentemente diventa una cosa impossibile e quindi stava fermando il sisma bonus nei centri storici. Però in estate è uscita un'altra nota invece della commissione che si occupa di seguire il sisma bonus, e quindi il Consiglio nazionale dei lavori pubblici ha detto che si può operare anche a livello di unità strutturale, quindi da quel momento lì in poi un po' tutte le agenzie delle entrate regionali si sono adeguate a questa nota, e questo è stato un
dare una rassicurazione all'operatore del settore che si può operare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non tutte le abitazioni e tutte le unità abitative che sono nei centri storici possono godere del sisma bonus. Il professionista deve analizzare quello che è l'edificio, l'unità strutturale, capire se l'unità strutturale è slegata dal resto del complesso. Se questo avviene, allora si può operare interventi sempre locali, perché il rischio qual è? Che facendo degli interventi di adeguamento o di miglioramento invasivo rischiano di diminuire quello che è il livello di rischio sismico globale. Quindi quando si può operare, si può operare localmente, ma si può. Tutto questo però passa attraverso un'analisi fatta da un professionista esperto che possa indirizzare in questo caso. Ecco, una domanda che rivolgo a tutti e due, partiamo dal Presidente Trestini. Si può fare degli adeguamenti sismici nella propria abitazione senza uscire di casa, senza dover necessariamente traslocare, andare a casa di parenti o appunto uscire dalla propria abitazione, Presidente? Sì, si possono fare, come è stato detto dall'ingegnere Falcirollo, interventi locali che possono migliorare sismicamente l'edificio, e questi possono permettere anche la rimanenza all'interno dello stesso per poter abitare. Qua dipende anche un po', proprio consultando i professionisti e le imprese e in confronto con il cittadino e il proprietario, di capire che tipo di intervento vuole fare, però interventi meno invasivi, che possono essere fatti maggiormente dall'esterno e con rinforzo fondazioni e quant'altro o strutture principali, si possono fare. Oggi le tecniche sono all'avanguardia e danno delle possibilità che comunque migliorano notevolmente il rischio sismico dell'edificio anche senza dover lasciare casa. Ingegnere? Confermo. Logicamente gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico, siano locali o globali, vengono studiati dal professionista insieme all'azienda con cui opera in associazione. Logico è che ci sono necessità di rimanere perché non ci sono alternative, questi vanno studiati e sicuramente si troverà un modo per gestire la situazione. Mi offre proprio lo spunto per sottolineare il fatto che è quanto mai importante rivolgersi a ditte specializzate, a dei veri e propri professionisti. È una materia molto difficile, molto irta di ostacoli, per cui necessariamente bisogna rivolgersi a delle imprese specializzate, Presidente. Sì, noi come associazione ANCE e i professionisti uguali è dall'inizio di questo percorso che abbiamo sempre sottolineato il fatto di rivolgersi a professionisti specializzati, capaci, e anche ad imprese adeguate per gli interventi che si devono fare. Devo dire anche, a onor del vero, che in questo periodo forse molti che si erano improvvisati sia dal punto di vista di professionisti che dal punto di vista di imprese hanno un po' lasciato perdere, perché la difficoltà di approccio a queste operazioni e la difficoltà di gestione sono elevate e richiedono capacità e professionalità non così semplici, e anche, devo dire, anche quello spirito di mettersi in gioco che non tutti hanno. Questo forse il periodo che è passato in questo anno ha permesso una selezione maggiore, e forse oggi possiamo contare su più professionisti qualificati, imprese qualificate, anche se il numero è esiguo, però, perché sì, quello è un altro problema. Ma lo diciamo anche a favore di chi commissiona il lavoro, perché necessariamente, soprattutto ed è importante sottolinearlo. Soprattutto perché la responsabilità comunque finale del bonus rimane sempre a carico del committente. Esattamente. Per chiudere questa nostra trasmissione, questa nostra puntata, che cosa vi aspettate da questo 2022 che è appena iniziato? Presidente. Allora, adesso abbiamo avuto l'ultima interpretazione, l'ultima sulla legge finanziaria, i chiarimenti più o meno soddisfacenti. Adesso dobbiamo metterli in campo, dobbiamo cominciare ad operare secondo questo, quello che ci è stato dettato,
speriamo di essere accompagnati in un percorso dalla parte governativa che capisca l'importanza di questo strumento e che, anche se modificato, ma che comunque venga prolungato e venga tenuto in considerazione per gli anni futuri. Sì, io lo riassumo molto brevemente, diciamo, in una frase: una stabilità normativa, perché questo continuo cambiamento aiuta a formare e quindi anche a elevare la qualità dei nostri professionisti, però ci concentra troppo sui continui cambiamenti normativi. Abbiamo bisogno di stabilità da tutti i punti di vista, partiamo da quello normativo, che forse è il più facile, forse. Appunto da adeguare. Noi ci fermiamo qui, naturalmente l'appuntamento per la prossima puntata del Futuro dell'Abitare. Ringrazio i miei ospiti, naturalmente il Presidente di ANCE Carlo Trestini e il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia Andrea Fassirollo. Buona serata a tutti.